Due fratelli di 33 e 35 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Bagnoli di Napoli al termine di una complessa operazione condotta dal comando provinciale di Vicenza. Sarebbero loro i responsabili di una ventina di truffe online e l'utilizzo illecito di carte di pagamento con la sottrazione indebita complessiva di oltre 50.000 euro in numerosi comuni della provincia iberica. Le indagini erano iniziate lo scorso maggio a seguito di una denuncia ai carabinieri della stazione di Piovene Rocchette da parte di un giovane di Sant'Orso. Dalle sue carte prepagate risultavano illecitamente prelevati 3.000 euro. Il giorno prima, in analoghe circostanze, erano stati prelevati 8.000 euro ad un giovane di Monte di Malo. Le truffe venivano consumate secondo due modalità. Una prima modalità prevedeva l'invio di un messaggio di testo a cui poi seguiva una telefonata da parte di un sedicente operatore bancario che invitava in maniera inconsapevole l'utente ad eseguire delle operazioni di carattere finanziario. Una seconda modalità invece prevedeva l'invio sempre di un messaggio di testo a cui poi seguiva l'arrivo a casa dell'utente di un sedicente corriere che ritirava le carte bloccate per consegnarne delle nuove. Ai due arrestati il GIP del Tribunale di Vicenza ha concesso gli arresti domiciliari su richiesta della Procura. Le truffe risalgono al periodo gennaio-maggio 2023 e sono state consumate nei comuni di Tiene, Creazzo, Cartigliano, Breganze, Fara Vicentino, Vicenza, Sant'Orso, Zanè, Malo, Monticello Conteotto, Camisano Vicentino, Pozzoleone e Chiuppano. Vista la diffusione del fenomeno, le raccomandazioni dei carabinieri. L'invito da parte dell'Arma è di evitare di eseguire operazioni di carattere bancario su canali non sicuri.